Da quello che ci risulta, il Tribunale regionale amministrativo si è pronunciato sul famoso ricorso del Comitato del Porto presieduto dall'amico Alfredo Calascibetta e da quel che ci risulta praticamente il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso e quindi la realizzazione dell'impianto di GPL attualmente in costruzione in Punta Colombo e Val d'Ario, da quello che possiamo capire noi, continuerà. Immaginiamo che ci sarà grande delusione da parte della cittadinanza perché in tantissimi speravano che questo ricorso venisse accolto, diciamo che però comunque c'è ancora un barlume di speranza, nel senso che se si volesse ricorrere al Consiglio di Stato è ancora una strada aperta, anche se dall'esperienza che ci dicono dell'informazione che abbiamo di altre situazioni in giro per l'Italia, difficilmente il Consiglio di Stato va a ribaltare una sentenza del Tribunale amministrativo. Però visto che in questi giorni ne abbiamo sentite tantissime, sia con le inchieste delle Iene, sia con le dichiarazioni del sindaco, l'ex sindaco Casson, e sia anche con altre situazioni, vedremo come andrà a finire questa vicenda, che sembrerebbe ancora molto lunga. Per il momento però la realizzazione dell'impianto di GPL a Punta Colombo non si ferma e continua.